momento di incontro che arriva in una fase storica molto particolare dopo la pandemia, l'inflazione, la crisi economica. Adesso ci voleva anche il conflitto in Ucraina. Il nostro tessuto imprenditoriale a livello di logistica e di trasporti ha dimostrato una grande resistenza, per adesso basta chiedere miracoli agli imprenditori, basta chiedere miracoli a chi lavora. Chiaramente adesso le priorità a livello governativo devono essere quelle di riuscire a tamponare sul breve periodo quello che è il caro carburanti, con le conseguenze che sono conseguenze orizzontali, che non colpiscono soltanto chi lavora nei trasporti, ma hanno conseguenze più orizzontali a livello di popolazione, definiamole così. Poi chiaramente andranno prese anche delle misure sul medio e sul lungo periodo, visto che è evidente che non basta soltanto ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, ma soprattutto occorre aumentare quella che è l'autonomia a livello di produzione di energia, l'autonomia nazionale, quindi con più estrazioni di gas, magari con qualche rigassificatore in più per sfruttare il gas naturale e liquido, e poi soprattutto ci auguriamo che il dibattito sul nucleare sia un dibattito che sia pronto a livello di tecnologia fra 25 e 30 anni, però deve essere un dibattito al di là dei pregiudizi, deve essere un dibattito che pensa al futuro del nostro paese. Presidente, siamo all'ultimo giorno di questi stati generali del trasporto, di un'Italia che si muove, che cambia, e per forza Verona, perché c'è un interporto che non è secondo nessuno. Non è uno slogan, lo dicono i dati. Abbiamo dimostrato anche in questa occasione che Verona è un nodo logistico importantissimo, è stata una scelta strategica, si parla di più di 50.000 visitatori. E il Quadrante Europa ha dimostrato che anche nell'organizzare insieme con la Fiera di Verona questi eventi, insieme ad Alice, siamo riusciti a creare un evento di interesse nazionale e direi addirittura europeo. Verona è strategica e lo dimostrano gli investimenti che si stanno facendo sul territorio. Bisogna continuare a puntare sull'intermodalità. Stiamo dimostrando in questi giorni che puntando sulla cura del ferro e quindi accompagnando molti autotrasportatori a non fare il tutto gomma ma accompagnarsi anche con la rotaia, c'è un risparmio enorme da un punto di vista economico in questo momento, oltre che a tutto quel che riguarda la transizione ecologica di cui ci riempiamo la bocca, cioè noi la stiamo facendo da anni e continuiamo a investire per il futuro. Dal Ministero dei Trasporti arriva una buona notizia, insomma. La prosecuzione di un bando del 2020, anche nel 2022 è stato pubblicato un altro bando di oltre 55 milioni per l'acquisizione di gru gommate, di transtainer, di tutta una serie di attività per rendere ancora più efficiente l'ultimo miglio.